Si rinnova anche quest'anno la tradizione della presentazione del calendario dell'Arma per il 2026. Siamo alla 93esima edizione di un'opera che è entrata ormai anche nella vita degli italiani, oltre che dell'Arma dei Carabinieri, perché come tradizione viene donato a parenti, amici, conoscenti e compare un po' anche negli uffici, negli esercizi pubblici. È un po' appunto una parte della storia dell'Arma, proprio perché ripercorre sia le nostre attività ma anche le nostre tradizioni, e quest'anno si arricchisce delle tavole grafiche dell'artista della pop art italiana René, ovvero Luigi Valeno, ed è poi corredato dai racconti di Maurizio De Giovanni, che è uno degli scrittori, romanzieri più importanti attualmente nel panorama italiano, e racconta appunto attraverso la lente di un giovane allievo carabiniere delle diverse attività dell'Arma, quindi da operazioni di salvataggio a operazioni di servizio più complesse, ma anche al semplice aiuto nei confronti di una persona in difficoltà. Quindi quello che fa parte proprio della vita di ogni giorno del carabiniere. C'è poi nella prefazione un importante contributo dello storico e giornalista Aldo Cazzullo, che rievoca alcune pagine di storie e di esemplarità dell'Arma, ricorda il sacrificio di Salvo d'Acquisto, ma anche dei martiri di Fiesole e dei carabinieri uccisi nelle fosse ardeatine, quindi nelle pagine più tristi della storia d'Italia e nella lotta di liberazione. Una storia che ovviamente porta e si proietta verso il futuro, ed è questo il messaggio del comandante generale nella parte introduttiva, che auspica un 2026 pieno di pace, che superi le difficoltà di un panorama internazionale attualmente particolarmente complesso, e dedica appunto l'opera a chi pratica la vita e non a chi pratica la morte. Quindi penso che sia l'auspicio più importante che possiamo dare agli italiani per questo nuovo anno.